Tante foto, pochissime didascalie, il Veneto in ginocchio, quello che racconta l'Instant Book, fortemente voluto dalla regione, edito e realizzato da Grafica Veneta. Una tragedia che non va dimenticata, quella della fine di ottobre, la montagna, i boschi devastati, 100.000 ettari interessati, 28.000 quelli rasi al suolo, 100 chilometri di strade distrutte, case allagate, frane. Da qui il Veneto è già ripartito con la sua capacità di non mollare mai, ma non va lasciato solo. Queste partite hanno solo un nemico, l'essere dimenticati. E poi c'è un altro nemico che, brutto a dirlo, chiodo scaccia chiodo. Se arriva un'altra tragedia, questa va al secondo cassetto e non più al primo. Noi vogliamo che resti nel primo cassetto assieme anche a altre tragedie. Dobbiamo onorare questi territori che sono martoriati. Il libro andrà consegnato al governo, ai parlamentari, a quanti possono agire per sostenere la ricostruzione. Già arrivati i primi fondi, ma il governatore non ha alcuna intenzione di mollare. Abbiamo avuto un primo stanziamento di 53 milioni. Adesso entro fine anno c'è un altro di mezzo miliardo di euro e a quota parte arriverà il Veneto, quindi dovremmo arrivare a un centinaio di milioni già disponibili. Poi si annunciano ovviamente mezzo miliardo di euro nella legge di stabilità sempre per stanziamenti per questi fatti e poi si annunciano anche investimenti a tutela del dissesto idrogeologico per, io spero, miliardi di euro, visto considerato che dalle dichiarazioni si evince questo e anche queste sono risorse che arrivano in Veneto. Il problema del dissesto idrogeologico è tra le più grandi preoccupazioni per il governatore. A questa tragedia va dato tutto il sostegno che deve avere, nonostante il grande lavoro già fatto. In prima pagina abbiamo questa foto che io ricordo, qui le auto sono state portate via e di detriti non c'è più neanche la traccia, cioè, oltre ad aver fatto la pulizia si sono messi anche a lavare, a pulire i muri, cioè, è tutto ripristinato, ciò non toglie che il danno ci sia, soprattutto abbiamo 28.000 ettari di bosco che sono a terra da asportare, quindi con tutte le difficoltà del caso.